Moltissima la partecipazione qui alla festa di Arrabbiatura a Campodoro. Vediamo questi signori, allora vi ricordate quando andavate con i trattori? Le ricorda quando era giovane questa festa? Mi si va ancora adesso? No, non uno è vecchio adesso, però andate via qui Landini a testa calda una volta. Addirittura? Si parla agli anni 47-50. Grazie, nel frattempo come potete vedere stanno arrivando anche gli sbandieratori, è una festa davvero a tutto tondo, una festa che come vedete piace anche ai bambini, infatti ai nonni e ai bambini. Sì. Questo bimbo come si chiama? Matteo. Matteo, a Matteo piacciono i trattori? Scusa? Piacciono i trattori, dicono. E diventa matto. Ci ha mai montato su un trattore? No, perché non abbiamo trattori, però lui per i motori in particolare, per i motori è sempre... Per il momento giocherà con i modellini dei trattori, sì. Magari quando diventerà grande lo guiderà un trattore vero. Penso che l'abbia nel sangue. Grazie. Qui alla festa della Trebbiatura ci sono delle persone che vengono anche da fuori provincia, dalla provincia di Venezia, ma da dove esattamente? Saremo dalla Riviera del Brenta, da Mira, da Venezia a Padova, a metà strada c'è Mira. Come mai siete venuti qui a Campodoro? Che mi piace. È la prima volta che vedete la festa della Trebbiatura? Sì. Grazie signori, buona festa. Sentiamo qualcun altro, guarda quanti bambini, anche ai bambini piace questa festa, vi piace? Sì. Ma come mai vi piace? Sì. Vi piacciono i trattori? Piacciono anche alle bambine i trattori? Sì. Ah sì? Sì. Ma ci sei mai montata su un trattore? No. E ti piacerebbe montare? Sì. Chissà, magari oggi ce la fai. Sono i genitori? Allora come si stanno divertendo i bambini? Bellissimo, non hanno mai visto una cosa del genere, bello. Di dove siete? Di Camisano. Grazie, buona festa. Silvano, ci sono! Ecco, sono salita su un trattore anche io, insomma, perché voglio dire, bisogna viverla a fondo questa festa. Allora ragazzi, ciao, voi di dove siete? Da Campodoro? Campodoro, vi state divertendo? Sì, molto. Bene, ma qua c'è acqua, immagino. Sì, sporca. Ah, bene. Ciao, tu sei? Campodoro. Di Campodoro. Come mai siete qua su questo carro? È una tradizione che facciamo la sfilata ogni domenica mattina. Sì. Quindi non è la prima volta che fate la festa di Arrabbiatura? No, da parecchi anni. Ci sono anche le donne qui, ci sono anche le donne. Ciao, ci sono anche le donne, si divertono anche le donne a questa festa? Assolutamente sì. È da tanto che vi preparate per questa festa? Sì, sempre, ogni anno è una tradizione. Meglio mantenerla sempre. Brave, grazie. E adesso aspetta che posso scendere, vediamo se ce la faccio. Grazie. Grazie. Ciao. Quest'anno la festa della Trebbiatura coincide con i festeggiamenti dei 130 anni della Landini e qui in sfilata c'è un trattore, un Landini di che età? Del 56. Come mai avete questo trattore? Passione. Non perché i vostri genitori facevano gli agricoltori e quindi lo portavano. No. Dove l'hai preso? Dove l'hai trovato? Una curiosità. Anni fa. Non so da chi. Di dove siete? Di Grumolo, delle Abadesse. È la prima volta che partecipate alla festa della Trebbiatura? Terza o quarta. Sì. Come mai tornate? È bella, ci si diverte. Grazie, ciao, buona sfilata. Chi l'ha detto che i trattori sono cose da uomini? Sì, infatti. Però oggi ho voluto provare per la prima volta. Come sta andando? È facile guidare questo Landini? Ho un bravo maestro che mi sta seguendo. Quindi lei si fida delle donne alla guida? Per forza, sicuramente sì. Questo Landini di che anno è? Del 1953. Come mai ha questo trattore? Perché sono un appassionato di trattori d'epoca e mi piace i Landini e ce l'ho da 6-7 anni. Quali sono le caratteristiche di questo Landini? Me le sa dire velocemente, 2 o 3? Caratteristiche: un trattore monocilindrico, ha una
è un testa calda praticamente. Si sente dal rumore. Musica per le orecchie. Esatto. Grazie e buona sfilata. Grazie anche a lei, salve. Grazie. Aspetti che scendo. Un passaggio. È libero, vediamo se ci sto qua. Bella, vediamo. E ce l'ho fatta salire su un trattore, vada piano però. Allora, siamo montati su un trattore della Landini, giusto? Landini. Questo è uno degli storici, mi sembra. Sì, 25. Del 1925. Del 25. No, è 25 cavalli. 25, di che anno è? Cavalli. Sarà del 56. 56. E come mai lei è proprietario di questo? No, è appassionato? è un mio amico. È di un suo amico che gliel'ha prestato. Sì, me l'ha prestato e lui è salito su un altro trattore. E questo ragazzo è? Il figlio, sì. Come mai segui anche tu? Perché sono appassionato. Quindi ha trasmesso la passione anche al figlio? Il mio trattore è a casa, il mio, perché ho dei problemi e allora l'abbiamo lasciato a casa. Prima volta che partecipate alla festa di Atrebbiatura? No, a Campodoro sì, la prima volta. Bene, No, com'è bello? Sì. Grazie, mi fa scendere? Sì, subito. Grazie. Piano. Grazie. Sono dei signori che vengono da? Milano, Venezia. La prima volta che viene alla festa di No, Atrebbiatura? siamo già venuti per terza o quarta volta. Tornate perché è bello? Perché non abbiamo potuto portare il trattore stamattina, ma siamo venuti già 2 anni fa e siamo venuti parecchie volte, la festa è molto bella. Appassionati, c'è un po' di passione che viene da un po' da tempi passati e via. Si scoprono un po' le nostre tradizioni, no, rurali? È anche bello ricordare qualcosa dei nostri genitori, dei nostri nonni e che portano a far vedere anche alle generazioni più giovani qualcosa che va dimenticato, insomma. Grazie. E a proposito delle giovani generazioni, abbiamo anche, eccole qua, le giovani generazioni che vedono la festa di Atrebbiatura per la prima volta. Eh sì, è la prima volta che veniamo, è vero? Che la guardiamo tutta. Ti piacciono i trattori? Sì. Come ti chiami? Giovanni. E alla mamma piace la festa di Atrebbiatura? Sì, soprattutto per loro. Mi piace tantissimo vedere. Di dove siete? Siamo di Rubano. Di Padova. Grazie, buona Grazie. festa. Beh, non avrei mai pensato di intervistare un giorno l'assessore Marino Finozzi su un trattore. Una bella soddisfazione anche perché non è un trattore di poco conto. Vero, questo è uno degli ultimi modelli, mi hanno detto Landini. Infatti la tecnologia ormai ha raggiunto livelli tali che, come ho detto prima, a volte preferirei fare una giornata in cima a una macchina così che andare in regione. È vero, ci sta benissimo, qui c'è l'aria condizionata, ci sono tutti i comfort, assessore. Beh, insomma, questo è un modo per capire come la tecnologia oggi dà una mano ovviamente a chi fa questo mestiere, ma qui oggi parliamo anche di tradizioni. Qui non vogliamo perdere la nostra identità, la festa di Atrebbiatura, 29esima edizione, ci racconta da dove veniamo. Certo, infatti fa gran piacere vedere anche tantissimi trattori di un'epoca fa. Sono macchine che sembrano oggi divertenti da vedere, ma che hanno fatto grande la storia dell'agricoltura del Veneto. E queste macchine hanno il sapore del sudore della gente che li ha usati. Hanno fatto diventare il Veneto quello che è oggi una delle regioni più importanti, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo per quanto riguarda le produzioni, soprattutto le produzioni tipiche. Abbiamo tantissimi prodotti tipici, abbiamo primati sulla produzione di tante cose, dal vino ai formaggi a tanti altri prodotti, e se siamo questo oggi è grazie anche a queste macchine che oggi fanno la loro sfilata ma che hanno fatto veramente un grande lavoro negli anni scorsi. E sfilano davanti a tante famiglie, a tante persone e a tanti bambini, quindi un modo per raccontare alle nuove generazioni tutto questo. Io credo sia importante ricordare ai bambini qual è la storia della propria terra, e anche attraverso queste manifestazioni dove appunto vediamo i vecchi attrezzi dell'agricoltura, vediamo i vecchi mestieri, diamo la possibilità a loro che quando parliamo della nostra storia avere un riferimento preciso. Credo che dovrebbero entrare a pieno titolo queste materie anche nell'istruzione scolastica, perché così portiamo avanti una tradizione che è giusto che tenga conto delle nuove tecnologie,
ma soprattutto che abbia la possibilità di dare al futuro tutto quello che abbiamo ottenuto dal passato. Allora, Assessore, però qui la sfilata non è finita, quindi se lei me lo consente io resterei qui, le chiedo un passaggio. Assessore, allora amici, adesso ridiamo la linea allo studio e qui la nostra sfilata continua. Stiamo andando a ballare? Andiamo, sì, ci sarà una discoteca qui.